detenuti sono 20, dovrebbero essere 12. La situazione è difficile perché 2 anni fa ci fu una rivolta, il carcere fu più o meno distrutto, ci sono stati dei lavori di ripristino, ma questi lavori non hanno migliorato la struttura. Mancanza di spazi adeguati per le attività dei giovani detenuti che rende difficile non solo la convivenza, ma anche il lavoro della polizia penitenziaria, degli insegnanti e degli educatori. Minori che dormono in 4 o anche 5 in celle pensate per 2-3 persone. È questa la situazione in cui versa il carcere minorile di Treviso. La visita del segretario regionale del Partito Democratico e senatore Andrea Martella. È assolutamente necessario che i minori che entrano possano essere accompagnati in un processo rieducativo, perché noi dobbiamo fare questo sforzo come previsto dalla nostra Costituzione perché questi ragazzi possano essere rieducati e poi non tornino a delinquere. Se le strutture non sono adeguate, questo processo è più difficile. Siamo in attesa di capire quali saranno i tempi definitivi per il trasferimento dell'Istituto Penale per Minori da Treviso a Rovigo. È un punto sul quale continueremo a insistere con il Ministero per avere chiarezza e tempi certi. Tempi celeri e chiarezza è l'appello che il PD rivolge al ministro Nordio. Il report di Antigone, che fotografa le condizioni in cui versano le carceri italiane, evidenzia come il Veneto, dopo Puglia e Lombardia, sia la regione con il tasso più alto di sovraffollamento nelle carceri, situazione che non cambia negli istituti minorili e quello di Treviso ne è un esempio. Condizioni che rendono complesso anche il percorso di rieducazione dei giovani ragazzi detenuti. E il fenomeno riguarda anche italiani che sono in un numero superiore rispetto al passato, naturalmente ragazzi stranieri, c'è un tema legato alle aggressioni, alle criminalità, alle baby gang e naturalmente legato anche alla droga. Si tratta di intervenire al più presto garantendo al massimo gli interventi per rendere queste strutture in grado di svolgere questi processi di rieducazione.